Mentre si discute di indulto e amnistia legando i provvedimenti a Silvio Berlusconi, le carceri italiane sono al collasso. Migliaia di detenuti sono in attesa che qualcosa cambi. Il ministro Cancellieri potrebbe essere la figura della svolta. Una valigia, ma senza doppi sensi, una lampada ad alto risparmio energetico e una pen drive, regali donati al ministro Anna Maria Cancellieri dai detenuti del carcere Due Palazzi di Padova. Un modello la struttura padovana, ha avuto modo di dire lo stesso ministro. Bellissimo, una cosa mi ha fatto veramente un immenso piacere vedere un carcere enorme, perché enorme, con un sovraffollamento anche notevole, tenuto molto bene, molto pulito, molto organizzato e soprattutto con queste capacità di lavoro che sono straordinarie, che fanno di Padova un modello. Io vorrei che i modelli come quelli di Padova venissero esplorati in tutte le carceri italiane. Una visita arricchente e significativa, perché se qualcosa cambierà per le carceri italiane già considerate inaccettabili e sanzionate dalla Comunità Europea, lo si dovrà proprio a questa signora tutta d'un pezzo e sulla cui serietà non si discute. Dopo il passaggio dagli interni alla giustizia, la stessa cancelliera ha raccontato di essersi rimessa a studiare per entrare a fondo nella materia e ora tutti a parlare di amnistia e di indulto e naturalmente di Berlusconi. Il ministro non si sbilancia, sottolinea solo che finora i reati finanziari sono sempre stati esclusi dai due provvedimenti, ma rilancia la palla. Chiedete al Parlamento, è il Parlamento che decide che tipo di legge fare, sia per l'amnistia che per l'indulto. Il ministro ha annunciato anche l'utilizzo delle caserme dismesse per i detenuti con pene minori. C'è già un progetto approvato per una caserma a San Vito al Tagliamento nel Pordenonese, senza dimenticare le strutture nuove. E comunque è importante modificare proprio l'edilizia penitenziaria, oltre ad aumentare i posti e anche rendere diversi i posti che ci sono. E su quello stiamo lavorando, naturalmente con i mezzi finanziari di cui disponiamo, che come lei può immaginare non sono eccezionali, però lei pensi che alla data del 2015 avremo 10.000 posti carcere in più. E nel corso del convegno abbiamo chiesto alle cooperative sociali che si occupano del recupero dei detenuti dopo la carcerazione e anche a un detenuto cosa pensano appunto dell'ipotesi di amnistia e indulto. Vediamo. Hanno nomi che evocano il luogo dove vengono prodotti. Le mandorle siciliane si chiamano dolci evasioni e vengono lavorate nel carcere di Siracusa. Le agende veneziane si chiamano le malefatte e vengono prodotte dai detenuti e dalle detenute di Venezia. A Treviso sono specializzati in gabbiette di legno, altrove sono i prodotti della terra a costruire nuove opportunità dopo la detenzione, oppure il miele a denominazione di origine protetta. Sono 12 anni che abbiamo questo riconoscimento, quindi è stato conquistato sul campo, lo manteniamo con serietà. Poi noi facciamo pure il miele DOB, che sarebbe denominazione di origine benedetta, quello lì Don Oreste Benzi ce l'ha certificato nel momento in cui è nato il Pungiglione, ecco. Tra questi volontari, detenuti e forse anche tra gli agenti della polizia penitenziaria, paradossalmente l'amnistia o l'indulto non sono ben visti. Inutile, dicono quasi all'unanimità, senza un progetto di recupero della persona. Come si interviene quando si deve recuperare una persona che ha commesso un reato? Ma noi crediamo che l'intervento principale sia offrire un'opportunità, diciamo una situazione di formazione, di lavoro, dove una persona può sperimentarsi e rigiocarsi. Poi abbiamo avuto un'esperienza nel 2005-2006 con l'indultino, no? Che è vero che si alleggerirono le carte alle carceri all'epoca, però è anche vero che dopo 3 mesi erano di nuovo tutti dentro. Che cos'è importante quando finisce la pena? Perché a un certo momento viene scontata. Beh, per me c'era una profonda vergogna, era la prima volta che finivo in carcere, era stato un fulmine al ciel sereno per quello che riguardava la mia famiglia, avevo vergogna di affrontare i miei genitori, di presentarmi a casa da loro, non l'avrei mai fatto. In questi giorni parliamo tanto di amnistia e indulto, secondo lei funzioneranno? Ma io personalmente non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché il problema non è nella libertà della persona, la questione è nel cosa abbiamo quando usciamo fuori. Io non avevo niente, sarei tornato a delinquere. Noi crediamo comunque che l'amnistia e l'indulto siano delle misure che non risolvono poi i problemi dei diritti dei carcerati. Ci sono tante altre misure che ha indicato lo stesso Presidente Napolitano, che la stessa Ministro Cancellieri ha indicato che andrebbero messe in atto. E quindi dando la possibilità per esempio a molti più detenuti di lavorare, già questo risolverebbe diversi problemi. Al Ministero sanno che
trattare bene i detenuti non solo è giusto ma anche conviene, perché per ogni milione di euro investito nei percorsi di reinserimento lo Stato ne risparmia 9. Questi sono dati del Ministero, quindi insomma la paura dovrebbe venir meno in questo modo.